uno dei giochi che era, diciamo, andava per la maggiore, non proprio nei primi anni della mia infanzia, ma era un gioco che era già affermato da una decina d'anni. Si chiamava il Gurli. Il Gurli era un cono che terminava a punta, e la punta veniva inserito un chiodo che era uno dei chiodi che usavano una volta negli zoccoli per evitare di scivolare, in pratica. Il chiodo serviva per dare stabilità al Gurli e per evitare che il legno, roteando sulla strada, in pratica, sulla strada bianca, si consumasse. A fianco al cono, per utilizzare il gioco, bisognava utilizzare una frusta, una specie di frusta, che era fatta con un pezzo di legno, in pratica, che terminava con uno spago lungo circa 2,5 metri, 3, in pratica. E il gioco poi consisteva nell'avvolgere attorno al cono lo spago, gli si dava uno strappo in modo che cominciasse a roteare il cono. Quando il cono roteava ed era in corsa, lo si frustava con la frusta in modo che prendesse sempre velocità e continuasse a girare, in pratica. Questi giochi, però, per realizzarsi, avevano bisogno dell'apporto di una persona anziana che costruisse il cono. Allora c'erano i nonni che, diciamo, su richiesta dei nipoti costruivano il cono e poi i nipoti lo utilizzavano per i loro giochi, in pratica.